È una zona pome, che io sono ferrato pome. Attraverso la ombra. Ma chi sono questi qua? Sono i Templari, l'ordine dei Templari. Ma c'era anche un prete. Sì, ma probabilmente Il lì... prete fa parte della comunità con i Templari, perché è quello che, diciamo, io ho parlato con lui, lui a Padova, raccoglie molti giovani, però prende bene. Tanto che loro hanno venduto degli opuscoli, diciamo, il ricavato va a favore dei bambini poveri. Sì, vabbè, comunque. Questo è un Quindi altro sono i Templari, quelli I famosi Templari che sono estinti, l'hanno estinti nel 1300, più o meno, quelli che hanno però ci massacrato, sono... il Papa ha deciso di eliminarli tutti. il Papa, comunque, Papa adesso la Clemente. storia, sì, Papa certo. Clemente, quando c'è stata l'inquisizione, allora... Comunque la storia. La storia, ma... E come mai ora sfilano oggi? Praticamente Una manifestazione, fanno una manifestazione praticamente così, come può essere paese, un'altra manifestazione e così via. Tutto il mondo sono scomparsi. Va bene, grazie. Siamo a Messina, Piazza Duomo, questa manifestazione dei Templari. Opla. Vediamo, li seguiamo adesso, vediamo un po' dove vanno. I Templari. In quale chiesa vanno? La chiesa dei Catalani. Ah, chiesa catalana. Ci sarà la messa. Ah, ci sarà per la messa. Stiamo andando alla chiesa catalana. Quella, sa quale cos'è? La chiesa catalana è l'unica l'unica chiesa che è rimasta del terremoto, oltre il Duomo. Allora, zia, che fai? Pure io ho mezzo ai Templari. E come mai? Perché sono appassionato Di storia. E perché prendono di là, fanno il giro largo? Ma arrivano a Piazza Cheroli, no? Arrivano a Piazza Cheroli. Alla chiesa Santa Pelle Mai. E fanno tutto questo giro. No, noi passiamo di qua. Va bene, ci vediamo dopo. La chiesa dei Catalani è l'unica chiesa che si è salvata dal terremoto, che è rimasta nella sua altezza naturale, mentre la città è stata ricostruita 4 metri più in alto. Questa è la storia di Don Giovanni d'Austria, comandante della flotta di Lepanto, che qui a Messina raccolse tutte le navi. Questa è la chiesa dei Catalani, ricostruita nella stessa posizione in cui era prima del terremoto. E quindi noi siamo su una specie di terrazza, la città è stata ricostruita su una terrazza un po' più alta sul mare, prima era a livello del mare, che il molo era a livello del mare.
qui di fronte a noi, Viale Garibaldi, vedremo sfilare i Templari, l'ordine dei Cavalieri Templari. Questa è la chiesa. Alla chiesa degli Alemanni stanno andando, no alla chiesa dei Catalani. Allora, erroneamente hanno detto che si andava alla chiesa catalana, invece stanno andando alla chiesa dell'Alemanna, che è anche questa una chiesa rimasta integra dopo il terremoto, è stata ricostruita, però abbiamo queste due chiese sono rimaste al terremoto. Quella degli Alemanni è l'unica chiesa in purissimo stile gotico di tutta la Sicilia, e la chiesa dei Ci sono anche delegazioni straniere, perché vediamo stemmi stranieri. Eccoli qua. Questa è la via 1° settembre, la via della rivoluzione del 1° settembre 1947, quando la città di Messina da sola organizzò una rivoluzione contro i Borboni per cercare di catturare tutta l'armata borbonica. Una strada che collega il Duomo, che vedete là in fondo col campanile, con la stazione ferroviaria. Adesso stanno arrivando i Templari, qua ricostruiti, sono centinaia di persone con queste divise, con il mantello bianco sopra le spalle, tutti vestiti di nero, sono i famosi Templari.